nelle tue risposte sulla questione Ponte, te lo dico amichevolmente e senza segno di superiorità. E in questa città questa disgrazia della questione dell'ipotesi Ponte ha generato invece una energia straordinaria, che vogliamo dirvi. Tanta gente si è messa a discutere, a parlare, a chiamare esperti. Non abbiamo nessun fatto ideologico, come è giusto si mette sul tavolo i problemi dal punto di vista oggettivo e non a me piace e non mi piace, perché non è il caso, e alla fine di incontri per ogni settore della questione Ponte, perché il Ponte non è un pezzo di acciaio e cemento, è un modello di sviluppo. E siccome abbiamo invitato qua esperti su ogni settore, perché abbiamo la voglia di prima ascoltare, capire e poi parlare, perché se ci fossimo accorti che è un'opportunità, giusto noi di Messina dicevamo no al Ponte? Allora, siccome è una follia sotto ogni punto di vista, a cominciare da quello economico, trasportistico, geologico, ambientale, non ce n'è una sola cosa. E la cosa che ci sconvolge è proprio questo, che non c'è una risposta da parte tua concreta. Il ponte serve a questo. Allora, dato il vuoto di infrastrutture da Salerno, da Napoli in giù, delle ferrovie, e non si può pensare di fare il ponte e poi si faranno le altre cose che neanche fra 50 anni avremo, di una ferrovia non ad alta velocità, normale, perché i tempi di percorrenza, Claudio l'ha detto, qua c'è a binario unico, non è elettrificata, a gasolio, è una follia delle follie. Allora, da dove può venire ancora questi incaponisti sulla questione ponte? Da dove? Noi vogliamo le ragioni, la gente qua non sono sudditi, siamo persone che vogliamo le ragioni, noi non ci sentiamo, vedi, così un po' delusi dalla politica, ci sentiamo traditi. Qui di fronte c'è le ferrovie e il mare. Qua che cosa avete fatto? Qua hanno messo tutto. Si deve assolutamente fare qualcosa, oltre a cominciare dai posti di lavoro che si sono persi, per andare da qui, che è un fiume, è un pezzo di fiume, 4 navi nuove di nuova generazione, 4 riscavi risolve il problema. No, c'è un monopolio, le ferrovie dismesse, e che cosa fa? Io ho qua davanti un assessore alle infrastrutture, no uno qualunque. E allora è chiaro che la questione Ponte è una follia, è demagogia. Io chiedo all'assessore, ma chiedo anche all'uomo, e pare che c'è la voglia di avere un po' di umiltà. E allora, se è vero che c'è l'umiltà, cerca di interrogarsi. Qua abbiamo le ragioni dell'economia, dei trasporti, di tutto, e addirittura, guarda, del no al Ponte ne abbiamo devo fare verdade, ferrovie. Grazie. No, questo funziona. Dico, sono tutte, guarda, 1000 proposte, 1000 sì e un solo no di conseguenza. Non abbiamo, guarda, qua la gente che ha creato i movimenti, la vedono Ponte, è gente normale, gente voluta, anzi i partiti ci hanno tradito. Proprio il PD, guarda Claudio, è venuto il segretario del PD a Messina. 2 giorni dopo, quando hanno bocciato il corridoio 1, Berlino-Palermo. Lombardo ha preso cartellini e scritto a Barroso. Io al segretario del PD, a Lupo, gli ho detto, ma scusa, chiede contro il ponte, e come fa a non dire una parola un segretario del PD? Dato che la vostra coerenza, non devi dire quello che penso io, la vostra coerenza che è contro il ponte, perché non la continuate a dire? O siete sudditi di Lombardo? Questo non è bello, e la politica si fa in un modo serio. Guarda, non c'è, ho finito, ho concluso. Ecco, ho concluso. Ti chiedo se c'è un'onestà intellettuale, e lo spero proprio, per l'uomo, oltre che per il politico. Vedi che qua ci sono 1000 motivi, e se non parlo non ne troviamo uno solo. E allora diretti da te, e ci vediamo a poter parlare con per mi dare il numero. Io per proprio rispondere all'esigenza io non avevo parlato, immagino che l'applauso fosse rivolto a lui. Allora, io per rispondere alle esigenze di sintesi poc'anzi, mi scuso se non sono stato chiaro, ho detto questo: io ho bisogno di avere davanti a me, stasera ho avuto le ragioni del no, seppure espresse con
estrema sintesi, ho bisogno di avere davanti a me le ragioni del no e le ragioni del sì, perché io voglio ragionare su questo, con la partecipazione di tutti coloro i quali sono coinvolti. Tutto qui, nulla di più. Solo un'osservazione dall'assessore alle infrastrutture alla regione siciliana nell'anno di grazia 2011, io non mi aspetto che dica datemi le ragioni del sì e le ragioni del no oggi. Queste ragioni o sono chiare oppure non c'è politica.